Siamo venuti in una delle più importanti aziende della distribuzione per bar, ristoranti, pizzerie, prodotto beverage e Bepi Cuziol. Bepi Cuziol è un amico da lunga data, abbiamo fatto dei percorsi insieme. Ciao Bepi. Ciao a tutti voi. Bene Bepi, noi siamo venuti a trovarti perché abbiamo fatto nel percorso di questi 2 mesi del coronavirus, abbiamo fatto delle interviste a parecchie aziende per capire come hanno affrontato, come volevano affrontare questo periodo di pandemia grave, e adesso stiamo cercando di vedere la luce. Ci puoi raccontare come l'hai affrontata e innanzitutto ci racconti anche un po' chi sei, ma come hai affrontato come azienda, come holding, la problematica del coronavirus e come pensi di sviluppare poi il nuovo corso? Sì, buongiorno a tutti. Intanto è un grazie doveroso per darmi la possibilità di esprimermi in rapporto a quello che sta succedendo, per cui Bruno ti ringrazio di questo. Sì, troppo buono, sono uno dei tanti imprenditori, non sono un genio né mandrake della situazione, però devo dire che questa situazione di questi ultimi 2 o 3 mesi ci ha colpito profondamente e personalmente mi ha colpito prima da un punto di vista come dire personale, per cui inseriamo se vogliamo anche la parte più etica e morale sui comportamenti poi che si sono visti nell'arco di questi mesi, e ovviamente siamo qua per dire anche per la parte economica e di finanza tutto sommato e di business. È chiaro che quello che è successo è qualcosa che non era né percepibile fino a 3 mesi fa, né tantomeno non si poteva neanche immaginare a cosa andavamo incontro, per cui io sono un uomo che pianifica, che fa budget, fa previsioni. È chiaro che in questo senso sono stato preso decisamente in contropiede, pur la nostra è un'azienda che supera gli 80 anni di vita, di conseguenza lasciata da nostro padre. Noi siamo 3 fratelli in qualità di proprietà e gestiamo un'azienda che nel settore del beverage Italia è vista insomma come un'azienda con idee chiare e con certa determinazione. Ti devo dire che inizialmente abbiamo dovuto anche noi pensarci più di una volta, perché non eravamo in grado di capire cosa potevamo fare e sostenere. Ecco, questo è quello che ti posso dire così di primo acchito. Chiaro che se andiamo sui numeri, noi prevediamo, io ho visto numeri ovviamente per quel che riguarda e quel che concerne il mercato dell'Horeca, per cui definito come consumi fuori casa, di tutto quello che è il liquido, dai vini alle birre piuttosto che noi serviamo ai punti vendita, per cui a questi locali. Prevediamo che in base annua ci sia una riduzione del nostro, ma lo vedo anche con altri colleghi e competitor, di un fatturato pari al meno 40-50%, perché è chiaro che la situazione è drammatica da questo punto di vista. Io ho avuto la fortuna di presiedere per anni la Federazione Nazionale dei Distributori Italiani, che è associata e ha sede in Confindustria, e per questa fortuna, per i miei retaggi, ho anche modo di capire meglio quello che è magari il mercato Italia, non solo il mercato del nord-est, per come si sta evolvendo la situazione, per cui più di un'agenzia che segue dati e che fa verifiche sul mercato e interviste vere al consumatore finale, perché io qua credo che parliamo ai consumatori, a tutti noi sostanzialmente, dove che la nota positiva è previsto che a domanda specifica su questo test il 75% degli intervistati non vede l'ora, diciamo così, di riprendere quello che può essere un minimo di vita sociale, per cui il caffè al bar piuttosto che, per cui questo vuol dire riconfermare la fiducia ai propri osti, ai propri gestori, al proprio luogo di incontro, quello che è stato fino a prima, perché questo è importante definirlo. Scusami Beppi, la vostra clientela in questo periodo ha sofferto enormemente quest'obbligo a rimanere chiusi, a non poter fare niente, a pensare che il futuro potesse essere un disastro per le loro attività. E perciò penso che tu dalla tua
dal tuo punto di vista, dalla tua posizione, abbia anche sentito le lamentele, le grida d'aiuto, ma cosa faremo dopo, ma sono arrivati, non sono arrivati dallo Stato aiuti, potranno arrivare, perciò tu hai il termometro della situazione e sicuramente avrai fatto un piano di aiuti anche tu alle aziende, pur avendo bisogno te stesso del supporto da parte dello Stato per questa... Hai detto bene, nel senso che siamo tutti nella stessa barca, per cui l'esigenza è quella di rimettere in moto questa macchina. Noi ci troviamo con dei problemi decisamente finanziari più che economici, perché questo è, mancando un flusso di 3 mesi di nostro lavoro sui nostri fatturati, è chiaro che non siamo più in grado di essere così brillanti sulla proposta di sostegno, ma perché insieme ai nostri clienti ci siamo confrontati, e qua bisogna fare squadra comune, cioè cambia completamente, secondo il nostro punto di vista, l'approccio alla classica e mera vendita come poteva essere fino a qualche tempo fa, per cui vuol dire lavorare in team, lavorare insieme per cercare di aggredire questo male che ancora sembra appunto che ci sia, come ci viene detto dalle varie TV, ma è anche vero che la cosa che rimane come traccia è la psicosi di questo, per cui noi stiamo operando con un gruppo di clienti e anche lo vediamo, lo facciamo via Skype, ci troviamo, ci sentiamo, dove abbiamo messo in piedi un qualcosa per sostenere o più che altro la nuova startup di ripresa che avverrà fra pochi giorni, per cui dove non crediamo sia un'invasione dei consumatori, ma questo è abbastanza comprensibile, dei locali, vuoi le ristrettezze stesse che il governo giustamente da un punto di vista sanitario ha messo in pratica, per cui i tot metri di distanza eccetera. Capiamo che il problema, io mi sono messo nei panni dei miei clienti e noi in Italia ne abbiamo oltre 7.000, è chiaro che di fronte a questo abbiamo visto che mediamente i 2/3 dei posti a sedere vengono persi sul primo periodo, proprio per le distanze che dobbiamo cercare di mantenere come consumo. Non ti sembra che tu sei uomo di Confindustria, tu sei uomo delle istituzioni, diciamo, ma forse ti è difficile rispondere, ma siccome tu sei intellettualmente corretto e onesto, non ti sembra che lo Stato abbia i decreti, tutti questi soloni che hanno messo a punto i decreti, non abbiano creato un po' di confusione anche? Beh, personalmente nella maniera più assoluta sì. È chiaro, non voglio entrare su una politica, come dire, spicciola di bar, visto che parliamo dei nostri locali, però è chiaro che di fronte a tanti editti e come dire, regole messe in piedi ogni giorno, nuove, di cambiamento, non c'è, la cosa che traspare è la non sicurezza di quello che viene fatto e la certezza che nessuno sa cosa succede. Da un lato i nostri governanti, se vuoi dirla, o il nostro governo, si può scusare perché lo possiamo scusare da un punto di vista, come dire, prettamente ideologico, cioè all'inizio nessuno sa, è un qualcosa di talmente strano che non è che tutti abbiamo la sfera di cristallo davanti, no? Però è anche vero che il comportamento dopo, e io ahimè sono decisamente, se mi permettete un francesismo, un po' incazzato, scusatemi se lo dico, ma perché il nostro settore, e sto parlando del settore dei momenti di svago, per cui sto parlando del settore che dà più socializzazione e socialità per quello che riguarda i cittadini e i consumatori, è stato trascurato al massimo, al punto che sono stati i primi a essere stati penalizzati, e noi ovviamente che facciamo parte della filiera, e gli ultimi ad aprire, per cui ulteriormente penalizzati, senza considerare, l'idea che mi sono fatto è che di base non c'è conoscenza e considerazione di tutte queste imprese, che sono oltre 300.000, attenzione, danno del lavoro a
centinaia di migliaia. E questo è una cosa che mi rammarica molto. È per quello, Beppi, che al posto li ho nominati come Soloni, per carità, forse anche un merito, ma al posto di queste persone che hanno solo teoricamente visto quello che è invece realmente toccato da imprenditori come te, non erano imprenditori come te o come i ristoratori o come i baristi di un certo livello da mettere lì per trovare delle soluzioni. Sì, questo sono d'accordissimo con te. Non è stato fatto, d'altronde le competenze non vanno a braccetto con la politica, l'abbiamo sempre visto, cioè la cosa è totalmente diversa. Io punto sempre, anche quando ero in Confindustria più attivo di adesso, il fatto che è la competenza che fa la differenza, e invece questo non lo è, per cui di fatto sta che le associazioni di categoria, per quanto possano sollevare il problema, ritengo siano decisamente deboli ancora, anche da un punto di vista politico, e in questo caso non ultima la nostra, la nostra federazione, che comprende le 1500 aziende circa di questo riferimento, e sto parlando mediamente di un volume di 5 miliardi di euro di fatturato, perché non è proprio niente. Abbiamo chiesto, è stato chiesto, il nuovo presidente, quello attualmente in carica, ha chiesto al governo risposte o coinvolgimento per niente, cioè questo dimostra che probabilmente abbiamo ancora tanta strada da fare, pur essendo sotto l'aquila di Confindustria, attenzione, per cui non è che non siamo proprio nessuno. E la cosa che mi rammarica ancora di più, sentendo i miei clienti, per cui i pubblici esercizi in senso generale, il fatto che non ci sia niente di certo, tutto al giorno, tutte cose che si naviga talmente a vista, dove un'impresa, per quanto grande o piccola che sia, può essere anche un piccolo bar composto da 3 persone, è comunque un'impresa ed è il tessuto che permette poi anche al nostro Stato, al nostro governo, di portare a casa dei soldini importanti, oltre ai posti di lavoro che non dimentichiamo, in tal senso, e questo è deleterio. Cioè queste linee guida non vengono inserite. Io dico, vediamolo da un punto di vista sindacale, perché dove ci sono grandi come dire, numeri di lavoratori, no? Magari tutti agglomerati su poche industrie, c'è una sensibilità sindacale di un certo tipo, quando invece abbiamo decisamente molti più dipendenti o operatori di lavoro nell'ambito commerciale, per cui numericamente, anche se vogliamo vederla da un punto di vista politico, più consenso, perché stiamo parlando di circa 1 milione, 2 milioni di addetti, rapportato ai 300.000 pubblici locali, è chiaro che qualcosa manca, per cui c'è effettivamente qualcosa che non funziona, ahimè. Potremmo stare qua fino a domani mattina a ripeterci cosa non funziona, lo sappiamo bene. Facciamoci una domanda: cos'è che funziona o cos'è che potrebbe funzionare? Per cui da un punto di vista pratico, io sono veneto, insomma la nostra azienda ha sede qua a Conegliano, a Santa Lucia, anche se operiamo in tutta la nazione, è chiaro che di fronte a questo mi sono messo insieme a questi miei clienti, e che sono partner alla fine. E allora, se il problema è per venirne fuori, dobbiamo, parlando in senso lato, puntare sul nostro consumatore, che siamo noi stessi i primi consumatori. Per cui come fare? Intanto cercare che questa psicosi, che nasce sul fatto di potersi essere ancora presi da questo virus, perché ci può essere un'ulteriore rivalsa, eccetera, da questo coronavirus, è chiaro che è difficile, perché dobbiamo inizialmente parlare con il nostro consumatore, ma come? Spiegando ad esempio che se su un locale entra, a chiare lettere è messo stai tranquillo su questo locale, perché lo abbiamo sempre sanificato, adesso ancora di più, sono piccole cose, non sono grandi cose, però se andiamo a incidere su quello che è far star bene il nostro consumatore, sul fatto di dire bene, sono tranquillo, entro su un locale che posso star seduto, non ho il terrore di mettere le mani su qualcosa, cosa che ripeto è sempre avvenuto, ma dobbiamo comunicarlo. Per cui ritengo ci voglia molta comunicazione diretta al singolo individuo, non più qui abbiamo la birra X, no, cioè parlare e condividere
questo stato d'animo con il nostro consumatore per far sì che sia tranquillo, che si rilassi e che dica mi bevo una buona birra. Noi ad esempio metteremo su tutte i nostri clienti, chi lo vorrà ovviamente, degli adesivi fatti ad hoc apposta dove diciamo bevi in tranquillità, perché la spina, stiamo parlando per chi non sa, sto parlando della birra e la spina, proprio degli impianti che fanno parte del nostro business, è stata sanificata a dovere. Non che non lo fosse prima, ma te lo diciamo perché magari prima tu non lo sapevi chi faceva questo. E questo per far capire, appunto, di cercare di rilassare un po' il consumatore. Sta andando molto il discorso del delivery. Non c'era, questo è un fenomeno nuovo. C'era sì, ma non in questa forma e non così pesantemente come abbiamo visto. Dal delivery vuol dire anche l'asporto, per cui io vedo, parlando ai nostri clienti che ipoteticamente me li immagino davanti a me in questo momento, vedo che questa crescita dell'asporto è importante, aiuta. Questo vuol dire che il consumatore ha cominciato ad abituarsi in qualche modo a consumare un prodotto anche a casa. Non dobbiamo perdere questo mercato, non dobbiamo lasciarlo in mano alle grosse multinazionali. Ero convinto Beppi che la tua onestà intellettuale lasciava a parte l'istituzione e parlava col cuore, parlava da uomo che ha vissuto la strada e che conosce quali sono gli ostacoli da superare. Io vorrei chiudere questo momento perché potremmo andare avanti, come dicevi te prima, ancora ore per parlare di questo, però lo faremo in un altro momento magari. Vorrei così chiudere ricordando quelle che sono state le esperienze passate sia nel commercio, anche mia, tua, sia all'interno di cariche istituzionali nell'Ascom. Io presidente dell'Ascom allora e ho passato il testimone a te che poi hai fatto crescere molto bene l'Ascom, sia di Conegliano, del mandamento di Conegliano che della provincia di Treviso. Oggi ci sono i personaggi che stanno lavorando molto bene. Come vedi, molto sinteticamente, la funzione delle istituzioni adesso nei confronti di questo problema? Ti do proprio 30 secondi. Certo, istituzioni tu intendi delle associazioni di categoria? Delle associazioni di categoria. Certo. Io Presidente, diciamolo a chi ci sta ad ascoltare, l'abbiamo fatto probabilmente 25 anni fa, no? Per cui è cambiato il mondo, è cambiato il mercato, certo. Questo è. La cosa che deve secondo me ancora cambiare, se mi è permesso, dare un input a queste persone che attualmente gestiscono la parte delle varie associazioni di categoria è decisamente più dinamicità. Cioè il nostro mondo, il mercato in senso generale, ha messo la quinta, lasciamo stare in questo momento, ma in rapporto a tempo fa è chiaro che dobbiamo seguire tutti i vari cambiamenti e di fronte al fatto che se tu interpelli la tua associazione, dove sei anche associato, non ti viene data magari una risposta precisa, calata sulla tua realtà, vuol dire che qualcosa non torna. Attenzione, non vuol dire che chi attualmente la rappresenta non sia bravo, capace, io non lo discuto, ci mancherebbe, però ci vuole più sensibilità, più attenzione, scusatemi, più sensibilità, lo ridico, proprio su un momento come questo dove che effettivamente la parte umana ritrova ancora una cosa molto importante che prima forse era un po' dimenticata, per cui questo è importante, per cui dinamicità, obiettivi ben precisi, risposte immediate, per cui coerenza su quello che si fa. Questo credo sia un dovere di tutti e un dovere ancora di più chi è a monte chi è sopra, chi è a monte di queste associazioni. Ecco, grazie Beppi, grazie per la disponibilità, per grazie il tuo tempo dedicato agli ascoltatori, dedicato agli operatori del settore che trarranno sicuramente dei benefici da questa intervista e speriamo di vederci presto. Bene, grazie a tutti voi.